A Salcedo, in provincia di Vicenza, a circa 1 chilometro dal centro abitato, sulla sommità del colle di San Valentino, nel Medioevo detto Monte Maggiore, a quota 454 metri, si trova l'eremo di San Sigismondo, San Valentino e il santuario di Sant'Anna. Il sito è raggiungibile in auto fino a 250 metri dalla sommità. Dove ci si ferma con l'auto si trova un ampio parcheggio. Da qui, con un sentiero a gradoni, si raggiunge la cima del colle con i 2 edifici sacri e da dove si può ammirare un bel panorama sulla sottostante pianura. Davanti appare subito il santuario di Sant'Anna e sul retro, un po' nascosto, il più antico eremo di San Sigismondo e San Valentino con il campanile romanico. La chiesa di San Sigismondo, con il suo campanile romanico, potrebbero essere stati eretti inizialmente dai Benedettini nell'XI secolo. Qualche studioso fa risalire la costruzione anche a un periodo antecedente. In tempi successivi, la nobile famiglia vicentina dei Pagello potrebbe aver restaurato l'eremo rivendicandone il ius patronato. Nel XVI secolo fu data alla chiesa l'ulteriore intitolazione a San Valentino. Durante la guerra della Lega di Cambrai contro Venezia, nel 1509 i popolani di Braganze si rifugiarono sul colle dell'eremo portando con loro le effigi di San Valentino e di Sant'Anna. Fino alla fine del XVI secolo il fonte battesimale della parrocchia di Salcedo era San Sigismondo, dove abitava anche il rettore. Nel 1875, dopo un'epidemia di colera, si decise di costruire la contigua chiesa di Sant'Anna, terminata nel 1884. La nuova chiesa presenta una pianta circolare ed è particolarmente alta, al punto da nascondere a prima vista il più antico oratorio dedicato a San Sigismondo. L'oratorio dei Santi Anna e Valentino custodisce al suo interno una pregevole statua lignea policroma raffigurante Sant'Anna con la giovane figlia Maria, risalente a circa il 1450.